Signore e signori, buonasera e benvenuti nella Home of Legend, l'Arms Park di Cardiff, per il quinto turno della Challenge Cup fra Cardiff Blues e FMCZ Rugby Rovigo Delta del rugby mondiale. Maro Maran, presa primo blocco, giochiamo con Edo Lubia, la muoviamo con Marco Frati. Non c'è una buona sinergia fra i nostri tre quarti, il pallone che adesso è in stato confusionale, non c'è un ordine in campo, prova Lucio Rodriguez a fissare il punto, ma c'è la pressione ovviamente dei tre quarti gallesi, forse la palla è rubata, vediamo. E effettivamente è così, Rees che muove l'ovale immediatamente per Andrews. Lloyd Williams cambia angolo, stretto per Jenkins, anzi Turnbull, scusate. Ancora Williams, Anscombe, a largo, attenzione con Smith. Sempre molto potente, c'era il sostegno esterno di Patchell. Attenzione, si fa beffa della difesa, della prima linea di difesa delle guardie. Ci sarebbe molto da discutere e molto se ne discuterà sicuramente. Arriva anche la trasformazione di Anscombe, una prima linea che oggi gioca in seconda, e qui ci mette tutto il mestiere, la forza e la voglia Giovanni Kerr di bloccare Mano Vosavai. La terza linea figiana, attenzione, palla vagante, c'è la copertura di Stefan Basson, c'è la pressione degli accorrenti tre quarti gallesi. Libera l'ovale, ma c'è il contrattacco di Anscombe, a largo l'inserimento di Patchell, sempre nel vivo dell'azione questo estremo, e poi c'è la meta di Turnbull al decimo, va fino in mezzo ai pali. Parte il numero 10 neozelandese, infila i pali, 14-0. Steffi Basson chiama l'Apenander per Lorenzo Lubian che muove le leve. Andiamo a far pressione sia su Vosavai che su Anscombe, ma è l'apertura neozelandese a far proprio l'ovale. Williams muove Patchell nel ruolo di seconda apertura, ancora al largo, ottime gambe e ottime mani per la squadra gallese. Qui sfugge troppo facilmente e l'avversario alla difesa rodigina era l'ala Walsh, si è andato troppo facilmente. Qui non possiamo permetterci questi errori di opposizione, potremmo pagarla molto cara questa situazione. Attenzione, ancora qui, ancora un placcaggio sbagliato, secondo passaggio, o meglio secondo placcaggio sbagliato, e c'è la meta di Smith. Anscombe che prende la rincorsa, vediamo se riesce la trasformazione. Stavolta non entra Stefan Basson a rifugiarsi direttamente in touche. Qui è buona la presa di Jenkins, vediamo il drive gallese cosa saprà produrre. Tanto c'è un vantaggio per la squadra di Hammett, riesce a tenere Rovigo sebbene ci sia comunque un vantaggio britannico. Muove l'ovale a largo, attenzione l'inserimento di Patchell, e Patchell se ne va direttamente in meta, quella che è la loro asticella. Anscombe, vediamo se si rifà rispetto alla trasformazione precedente. Prova il piede Lucio Rodriguez ma fa buona guardia Smith. Vediamo Rees Patchell cosa ha intenzione di fare, proviamo a mettere ostruzione noi. Turnbull la gioca stretta su Walsh, tentativo di controracca rodigina non riuscita. Lloyd Williams muovo l'ovale ancora, eccoci qua per Jenkins. Rees Patchell ovunque a largo per Smith, riesce ad andare oltre Lucio Rodriguez ed è la seconda meta personale, resta molto importante. Anscombe non si fa pregare, sì, è una completa. Jenkins alla presa, Patchell, anzi Williams, scusate, e Thomas a sfondare, ancora Williams, Anscombe, Allen, messo giù da Francesco Menon, ancora Williams, ancora attacca la linea lui, poi non gli riesce un offload, però vedete quanto sia efficace il lavoro del mediano di Mischia. C'è un vantaggio intanto per Cardiff, sale la difesa del Rovigo, Filise prova una penetrazione per Dicomidis, si entrano nei 22 rodigini. Anscombe muove l'ovale, attenzione per Walsh, l'incrocio, ancora Cardiff Blues a pochissimi metri dalla meta, attenzione, pallone a disposizione, la mano di Bibi Quaglio che va a interrompere questa azione, per l'arbitro è corretto. Patchell, situazione di gioco rotto, attenzione alle gambe di questo estremo, classe 91, muove al largo per Matthew Rees, vediamo Basson, e c'è l'offload di Rees per la corrente Hobbs.
in Galles. Prende la rincorsa Anscombe. È difficile, ma probabilmente per lui non sufficientemente. In realtà nota l'irregolarità di Rovigo. Muovono subito l'ovale. Attenzione. Allen. Prova lui la corsa. Allen se ne va. Allen se ne va. Allen il sostegno di Anscombe con il sostegno anche di Jenkins. E qui arriva un'altra meta per i Cardiff Blues. Solo che al Battaglini l'ha segnato in una partita. Qui ne hanno segnati 47 in 37 minuti. Ci sarebbe deleterio per il morale rodigino. E qui vediamo che i Cardiff Blues non hanno la minima intenzione di fermarsi. Guardate Matthew Rees, che trova varche importanti nella difesa rodigina. Ancora il sostegno di Jenkins. Vediamo Francesco Menon se becca la terza linea. Il passaggio non è ottimo per Petchel, ma c'è il sostegno di questo Dicomidis, questa seconda linea oltre 2 metri, comunque mobile, che sta dando sostegno al gioco offensivo. E il calcetto di Petchel con il sostegno interno. Attenzione, ulteriore meta per i Cardiff Blues a creare, a costruire, ma poi in difesa, specialmente nelle situazioni di gioco rotto, è stata però una buona spinta dei Cardiff Blues, che fanno retrocedere un po' Rovigo. Lo scarico per Stefan Basson, la pressione sull'estremo sudafricano. Gioca Smith velocemente per Petchel. C'era una salita di Menon molto interessante, ma se ne va Petchel su Giovanni Kirk. Oh, mamma mia, che trasmissione a una mano. L'inserimento di Walsh imbeccato da Jenkins. Bellissima azione dei Cardiff Blues. Non è fuori Thomas, per cui si ripartirà ancora con un'altra fase. Vediamo qui Hobbs. Ancora Manova Vosavai, sostenuto da Rees e da Filise. C'è un vantaggio intanto per i Cardiff Blues. E come avevamo detto in precedenza, state attenti a questo mediano di mischia, perché finta Davis, che viene in questo momento la squadra rodigina. Davis, Jenkins, Petchel, ancora all'estremo, ancora lunghe leve per lui, grande corsa, Turnbull. Mamma mia, quando si mettono a giocare questi fanno veramente, veramente male. Intanto c'è stato un cambio anche in prima linea per i Cardiff Blues. Qui vediamo Andrews, è entrato Mitchell. Manova Vosavai, lì vicino al raggruppamento, messo giù, la pulizia dei gallesi, ancora Valle a disposizione, ancora Turnbull. Lucio Rodriguez in qualche maniera insieme a Matteo Maran riesce a bloccare Turnbull. Williams, Davis prova ad attaccare lui, canale aperto, sostegno di Jenkins. È un bottino alquanto pesante, è un fardello decisamente... Cerchiamo almeno di contenere, cerchiamo di fare qualcosa. Davis per Mitchell, il neoentrato, il pilone, protagonista in queste fasi iniziali di ripresa. Ancora l'apertura gallese, muovono l'ovale molto bene per Allen. Fa fatica a tenere i giocatori sul primo impatto, sono sempre dominanti nella collisione, per cui serve grande sacrificio per il team rodigino. Petchel, finta, al largo, mamma mia cosa sta facendo i Cardiff Blues. Attenzione che se ne va Smith, prateria per Smith, prova a chiudere Stefan Basson, è encomiabile, prova fino all'ultimo, ma l'ala gallese riesce a marcare il tabellino rodigino a 0. Parte Davis, non è molto semplice la trasformazione e prende il palo. Probabilmente Jeff Montariol, infatti è proprio Jeff. Siamo a 5 metri dalla linea di meta. Vediamo il drive di Rovigo, che ha un buon abbrivio, ha un buon abbrivio. Forza, forza, forza Rovigo. Ancora Rovigo che va, Rovigo che va, Rovigo che va. Dai, 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 dai. E c'è la meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta a segnarla. E Matteo Maran, quindi bravo Maro della squadra rodigina. Parte Stefan Basson, vediamo se centra i pali. Cook, che va poi a sostegno del compagno. Rovigo tenta di tenere alto questo vale ma non ci riesce. Jones, Daisy, Matteo Maran prova a metterlo giù ma è difficilissimo. Gran giocatore questo tallonatore. Ancora Jones, attenzione, attenzione che se ne va per un ulteriore meta Cook. Anche qui in maniera troppo facile, cosa che sarebbe inammissibile con i piani regolatori italiani. Tanto arriva la trasformazione di Davis.
nelle partite che verranno, che saranno decisive per la conquista di questo titolo che manca ormai, come recita un noto gruppo sui social, da 25 anni, ma senza passare dai social, insomma, si sa che manca da tantissimo tempo. E c'è l'intercetto di Denis Majstorovic. Dai Dennis, le lunghe leve del centro, se ne va, c'è la rincorsa di Allen, una corsa di 80 metri per Denis Majstorovic. Vediamo Denis fermato a 1 centimetro dalla linea di meta, una sgroppata ad altri tempi per Denis Majstorovic con questo intercetto sui 22. Edo Ruffolo, Lucio Rodriguez, attenzione, cross kick al largo, c'è Francesco Menon tutto solo che va a segnare la seconda meta per Rovigo. Seconda meta per Rovigo, a segnarla è Bob Menon, ma a merito di questa segnatura è da attribuire per l'80% a Denis Majstorovic e il suo intercetto. È stato molto piacevole vedere questa loro reazione di fronte al nome di Stefan Basson, che mantiene la presa di Jenkins, la formazione del drive. C'è il primo stop secondo l'arbitro. Qui vediamo la seconda spinta, si disassa la mall ma viene riformata e c'è comunque un avanzamento ed un vantaggio. Vediamo Cardiff che va e c'è la meta purtroppo dei Cardiff Blues. Ci sono punti di vista che dicono che praticamente se contro una squadra straniera, gallese, irlandese, ulteriore touche e Jeff per poco non riesce a scippare l'ovale. Attenzione qui, la corsa molto interessante di Evans, ne è entrato Dacey, pesta sui piedi, ottimo giocatore. Turnbull, uomo ovunque, ancora messo giù da Giorgio Bronzini, ma quanta fatica sta facendo Rovigo in questi casi. E ancora se ne vanno le terze linee. Vediamo l'apertura, vediamo se c'è meta ottenuto alto. Vediamo l'arbitro, decide per la meta alzando la propria asticella, cercando comunque di un altro palo intanto per Davis a mettere un po' d'ordine. Ancora Jenkins col pallone in ovale, ecco il pallone in mano. Turnbull, Cardiff Blues che si distende, il calcio ad esplorare. C'è la copertura di Edo Ruffolo e di Matteo Maran. Vediamo Edo cosa fa, cerca un sostegno che viene in Stefan Basson, che andrà a pulire e ricacciare il più possibile indietro. La squadra dei Blues gioca velocemente però Jones, Davis, vediamo Davis, attenzione corridoio, mamma mia che meta di Gareth Davis, tutto facile, che va anche a trasformare con un drop Cook. Si ritorna però sulla posizione precedente, quindi attenzione, ancora Mitchell, il pilone destro, le mani del giocatore di Rovigo, stretto per Andrews, la corsa della seconda linea è fermata dal giocatore della Rugby Rovigo. Ancora gli avanti protagonisti, attenzione ancora qui e c'è la meta. Pesante passivo per Rovigo che perde all'Arms Park per 104-12. La speranza è che sabato prossimo in casa con i London Irish il risultato, la prestazione o il gap sia tutta un'altra cosa.